Mandi e bentornati col notiziario per Furlan di Telemare. Voi avete in con lì all'Istituto per ricerca e promozione della civiltà furlana Achille Tellini, da figura dal presidente Gigi Geromet e dal professor Guido Sot, che ringraziamo per essere con noi. Ora che il colca l'Istituto Tellini è a Telemare per fevelanus di una nuova attività che non è nuova, come la ringa scoviarsi, che è al Festival Biennale d'Incanto l'Incanto. Allora, Presidente, se è questo festival e si mozzi lei ad esempio all'argomento che le è venuta a presentarnos la volta passata, venga stai la golaina di libris dei Miss Flabis e Liendis del Friuli Storico. Ecco, buonasera a tutti. Allora, la volta prima, no, l'intervista è stata incentrata proprio sul primo dipartimento col quale è nasciuto l'Istituto Achille Tellini, che è il Dipartimento di Antropologia Culturale. Voglio precisare, il Friuli è stato dividuto, il Friuli storico, in tanti territori e per ogni territorio il curatore ed il coordinatore stirano su li contis, l'immaginario collettivo nostri furlan, li contis che una volta i nonos contavano ai nevos in te filis che si dice, quando di sera si facevano diversi lavori e comunque tutti questi conti sui mis, sugli flabis e liendis che vengono ovviamente tradotti mantenendo il furlan, la variante furlana dal puest e territori per territori, scomensando dal volume di Tiaris di Aquilea, e che altra volta aveva induce in fila fino al numero 12, che è l'ultimo che doveva presentare, che riguarda la Slavia, la Benacia, la Slavia furlana. E ovviamente vi intocciate Grau e Maran, il Friul d'Esculinis, il Glemonese, il San Danelese, e dopo il Sanal d'Alfiar, e dopo che Culivin Ancia presentato, che altra volta il Friul Gurisan, con la bisiacheria e la minoranza slovena, la Grska, no? Che è il nostro nuovo volume, la Ciarnia, il numero 11, e il Friul di Miez, quindi vin un po' quasi tocciato, metà, più di metà, visto che la golaina è provveduta, si provvede di arrivare con la golaina fino a 20 volumi. Nos mangia ovviamente Pordenonese, il Friul tedesco, parte da Valsanal, infatti a buon punto. Allora, se con la golaina non vi fermate sulla carta per nuove generazioni e vi fermate neri su bianco li conti che a voi non si contano e vi ovviamente siamo di un gran patrimonio salvato, usgnotti invece sinculè per saccarà di un altro dipartimento di studi, oltre ai altri che riguardano toponomastica, letteratura, musicologia, rivin a quell'importante che riguarda il festival, che è il Dipartimento di Studi di Arts Visivis e Figurativis. Ovviamente abbiamo avuto una bella idea di utilizzare i mies modernos, le telecamere, i cinepresi e quindi tutti amanti dal video, amatori e professionisti, no? E vi pensate di avvalersi di questi mies per fare dei cortos che riguardano e che sono incentrati proprio
sui conti. Quindi la tematica del festival è il band di concorso che lo sting diffondendo proprio in questi giornate e lo vincoli, no? Lo vincoli che dopo magari ci in un momento. Si vuole stessi rendi di tirare su appunto opere sì, per questo festival. Per questo festival. E quindi Cortos candive come tematica, no? La tematica antropologica nestra da Golaina, quindi incentrata sui mis, sulle flabis e sulle liendis. Eccoci. Abbiamo preparato un bando di concorso che lo abbiamo proprio presentato sabato da strada, abbiamo fatto un press tour con giornalisti e registi, e a Coloré di Montalban abbiamo fatto una conferenza stampa proprio per diffondere il band di concorso. Tutto il materiale, il stesso band è in 3 lingue, ovviamente viene privilegiato l'inglese, la lingua da globalizzazione. Perché il festival è internazionale. Perché è biennale e internazionale. Quindi, tornando sulle lingue, ovviamente, perché vedi grande diffusione, in inglese, la lingua di globalizzazione, dicevi, tal mese vi invito la lingua del CUR, che è la nostra lingua furlana, e dopo la lingua da Stato, la lingua nostra di adozione italiana. Quindi è così tutta la documentazione che si tratta, oltre che in cartaceo, in carta, si tratta anche online sul nostro sito www.festivalineuta.incanto.org oppure anche sul nostro sito dell'istituto www. Dopo magari scorreranno queste direzioni. istitutoachilletellini.org. Eccoci. Bon, Anna, Fevelin dal tema un momento col direttore artistico Guido Sot. Allora, il patrimonio dei MIS vi veduto è importante per il vostro istituto. Allora, se non si può dire appunto dal tema che è dal festival, che non è fra virgolette limitato al patrimonio di Contis Furlan, no? Essendo un festival internazionale. Allora, il festival è cominciato nel 2009, che era la prima edizione, ha continuato nel 2011 e come nel 2013 è la terza edizione. Il festival è stato slargiato non solo alle regioni italiane, ma anche ai stati che sono in Europa e anche fuori dall'Europa. Soprattutto in tale ultima edizione che abbiamo realizzato, sono cortometraggi dal Messico, da Spagna e anche dai stati europei che donne. Perché abbiamo voluto slargiare l'esperienza che ha contato il presidente dell'Istituto Lini Comodenante. Abbiamo voluto slargiarlo per confrontare che sono i nostri mis, le nostre flabes, le nostre scrodince, con ciò che si produce, con ciò che è, con l'immaginario collettivo di chi altri stati. E questo è un primo obiettivo. Il secondo obiettivo è invece quello di confrontare ciò che sono i mis in se stessi, no? Di regione in regione, perché qui per esempio abbiamo i sbils, abbiamo le saganes, abbiamo i fogoladis, abbiamo orcui, abbiamo tanti personaggi che sono nestris, soprattutto, e vogliono confrontare con ciò che pensi invece in queste regioni, con le scrodince che sono in queste regioni. Il secondo obiettivo è quello di confrontare il mito, la flabe, la leggenda dei teams passati, come diceva il Presidente, che venivano contati di generazione in generazione, con ciò che pensi in voi, e i registi che presentano le opere. Siccome che sono registi giovani, e non pensavano che queste scrodince fossero
sparire, non fosse punto da immaginare, abbiamo scoperto, e questo è il grande risultato del festival, abbiamo scoperto che invece sono anche mo, e sono anche i giovani che lavorano in persone e che producono belle robe. Abbiamo pensato che i giovani che sono tutti italiani, che hanno presentato le loro opere negli anni passati, hanno lavorato con Olmi, con Tornatore, con Moretti, e quindi hanno fatto DAMS, hanno fatto studi di specializzazione, e hanno fatto l'università, e quindi sono opere di estremo interesse, di estrema importanza. Anzi, di buona qualità, no? È di una qualità ottime, tant'è vero che anche la giuria, quando a selezione delle opere, si chiama in imbarazzo, perché aveva opere che non saresti di scartare, ma che comunque in qualche maniera erano scartate, perché i vincitori dopo sono dissi che volevi dire anche un'altra roba. I corsi hanno di vela durata di 30 minuti e hanno essere presentati entro il 31 di maggio di quest'anno, del 2013, per permettere dopo di voltare in Furlan e il catalogo che facciamo per la mostra, per permettere di organizzare l'evento. Ora vi domandate, passate edizioni, se vi ho dato una increscita, no, dei partecipanti, e dopo di dove sono venuti le opere, e troppi sono stati che sforlani. Allora, tra le opere che sono state presentate, la gran parte ovviamente vengono dalle regioni italiane. Una piccola parte appena, che non si ringrazia di lui, avviene dalle Friuli. Abbiamo avuto nell'ultima edizione appena 3 opere furlane. La prima edizione abbiamo avuto appena una opera furlane. Noi vorremmo che la nostra regione sia rappresentata di più. Tant'è vero che come partiranno anche i bandi di concorso per le scuole medie superiori, sono ridotti perché credo che lì siano i giovani più interessati. E anche per tutti i comuni, i CRAI sono ridotti, e anche per le biblioteche, in maniera tale che il Friuli aveva una grande partecipazione, perché non è vero che il Furlan ha sido interessato al materiale, cioè la chiesa, il club, come si usa dire. E invece avere proprio anche il contrario, che è una parte di se stesso, no? Che potrebbe essere immaginative, creative, fantastiche, che potrebbe essere valorizzate attraverso i nostri festival. Ecco, sì, ora vi sapeva appunto di là che sono venuti delle opere magari dal Forest, quei paesi che hanno partecipato. Ecco, Spagna, Messico, Slovenia, Croazia, chissà sono chi che mi riguarda di più. Mi riguarda il Messico, perché il Messico ha prodotto grazie alla domanda, perché posso anche approfittare per dire che a poter sé qualsiasi forma di cortometraggio. Possei documentari, possei un cartone di animazione, possei una fiction, e chi dal Messico ha fatto un cartone animato, un lavoro interessante. Sì, l'EDD che l'Istituto Linee in collaborazione con l'associazione Razzloga, che è l'associazione di Telemare, metteranno in onda appunto su questa rete qualche opera di che hanno partecipato alle edizioni passate, e si invita a restare in onda, perché dopo di questi notiziari sarà mettuto in onda appunto qualche opera. Allora, se ora vi domandai di nuovo al Presidente se appunto voglio fare di questo press tour, perché l'EDD che appunto essendo che la partecipazione furlana magari così non è stata episola, a volte si è approfittato per far conoscere al Friuli a che vengono a partecipare al festival. Sicuro. Oltre a confrontarsi con altri, come ha detto il nostro direttore artistico prima, e ben, oltre che confrontarsi, anche perché non sono soltanto a contare stories, no? Quindi non è stato soltanto il popolo furlan a contare stories, anche il popolo veneto, l'emiliano, e quindi si viene a quarto
proprio attraverso queste due edizioni che veramente, no, anche agli altri popoli andano questa nostra uguale, comune, tradizione, no? Dal contà. Come vive in un periodo dove che piuttosto che contà metti i frus davanti di quel cassellot, no? Che è il televisore, e che ci fanno assorbire e non contemploi, non sappiamo, non vien più il tempo di tenere sul green i frus per contare le storie. Allora, ora vedi, oltre a questo valore di confronto con le storie di altri paesi, no? Aveva in gusto di dare al festival, anche per se lo battiato internazionale, a una più grande partecipazione dal forest. E le per questo che viene avviato, ringraziamo anche l'amministrazione regionale, che in base proprio a una legge turistica, ha avuto modo di attuare questo progetto, questo press tour. Questo press tour, no, in collaborazione, sostenuto proprio con fondi da regione, lo viene appena finito, proprio sabato e domenica stata, quindi il 19 e il 20. Quindi abbiamo cercato di per diffondere il bando di concorso, per diffondere questa nostra iniziativa. Abbiamo ovviamente beccato contatti con la Carinzia, con la Slovenia, con il Veneto ovviamente, no? Con la Svizzera. Infatti, ma in gran parte dicono così l'Alpe Adria non si interessa per scommettere. Le logiche se arriva dal Messico, se arriva dal Belgio o da Russia, no? a fossi oltremodo contenti. Comunque, proprio per renderlo internazionale, dove ve opere anche dal forest. Ma in questo press tour se avevo fatto? Questo press tour allora aveva immaneato questa iniziativa e si sta senza contenti perché un gruppo di giornalisti e registi che fra l'altro avevano anche già partecipato alle passate edizioni sono arrivati in Friuli e abbiamo cominciato al sabato a fai conoscere il Friuli, anche a giornalisti locali che magari non lo hanno mai veduto con voi, che lo hanno veduto a sabato. E allora abbiamo cominciato dalla stazione dove era il punto di riferimento, col pullman in là a Cividad, splendida, perla dal Friuli, questa città longobarda, che veramente io l'ho veduta con tutto un altro volo rispetto a come che la conoscevi, anzi per sé visitare una città con una guida veramente preparata, è tutta un'altra roba infatti, ma che succede anche quando andiamo dal forest, no? Se viene la guida, è tutta un'altra roba che improvvisa l'antinsir di Besoi, no? Ovviamente per insiorarsi di storia e di cultura. Beh, io non avevo mai veduto Cividad sotto questa luce. Di lì si arriva fino al Gurisang e si lascia Capriva, sempre con questo pullman mettuto a disposizione di 12 partecipanti a Capriva e si viene visitato con degustazioni di vins e quindi il prodotto nostro per antonomasia disegna il vino, no? Si lascia al castello di Spessa di Capriva, dove che si sta avuto un buon sta, bravo. Vien visitare la cantina che io non sapevo, aveva anche queste strutture, questa imprenditoriale locale che si vicino se non la conosciamo, quindi veramente interessante, no? Anche questa cantina che si lasciò fino a 12 karate, fino a 18 metri sottiara, che io non sapevo, no? Che era una ex trincea della prima guerra mondiale, lì avviò dei 12 karate e tutta questa barricata, e dopo lo venne anche asserciato, è veramente buono. E dopodiché, di lì, avevi l'appuntamento a Coloré di Montalban, al Castello, dove è la sede ormai abituale dell'istituto. No? Ringrazio anche il presidente della comunità montana
Collinar, scusate, Collinar di Montalban proprio per l'ospitalità. E proprio nos aveva seduto la sala assembleare, quindi lì abbiamo fatto la conferenza stampa, ovviamente presentando l'istituto, ovviamente i nostri bandi concorsi e il festival Calvegnerà. Là di dopo abbiamo fatto un press tour che il Tociave se mi dà questo appuntamento al Ciascel di Vilalta di Fagagna, anzi lì, per cui che non l'ho veduto con 6 di là, di lui, io pensavo che scherzassi, ma un Ciascel riscaldato, anzi per sé che l'avevi avuto, veramente un lavoro interessante. No? Quindi chi Ciascel di Vilalta, dai colori, no? Poi il tutto sa, direttore, beh comunque, vabbè. Di lì dopo si inlassa ad Arcian, per Ciascel di Rive d'Arcano, per Taglian, no? Di Arcian, e per dopo conclude con una scena di lavoro dove si è sviluppato un dibattito oltre che già nella conferenza stampa veramente di proposte con un Avigny sempre sotto l'aspetto culturale e cinematografico proprio, no? Pensi interessantissimi, ma ovviamente sono processi infieri, no? Come che Ma si infatti dice. vorrei domandare, non so come rispondimi, quali sono state le reazioni magari di chi regista che dicono potente fa questo desir con altri se hanno veduto questo che magari se no non saresti mai stati avviati, no? Hanno avuto qualche hanno detto Allora, la domanda è un lavoro importante perché abbiamo avuto già col volo del regista, abbiamo avuto sintu di loro, urpo c'è bene che sarebbe questa location, urpo c'è bene che sarebbe questa location, però noi abbiamo un progetto, come l'ha detto il presidente dell'istituto, un lavoro più importante, e il GIR, sebbene l'abbiamo fatto con un'intenzione, un lavoro mirato, volevo vedere i Lux Magics dal Friuli. I Lux Magics sono i TCA, sono le scoline di Capriva, la che era queste cantine a 18 metri sottiere, la che era queste di colore di Montalban, ovviamente. Però abbiamo fatto in considerazione un fatto, un lavoro importante, che potrebbe essere un sviluppo, da che in momenti di crisi qui, un lavoro interessante per tutti, anche per l'attività dei giovani e viene di considerare la nostra regione un'ex regione di transit, che è anche di transit, ma non più di transit di commercio, di transit di migranti, di transit di merce, ma di transit di culture, e cioè l'idea che sia di un'etiere culturale e magiche, lì che si può svignire non come per la Lignano o come per la Scia, ma anche per visitare e anche per proiettare, fa sentire rumori, fa sentire storie, flabes, mis, leggende che insciorano la nostra vita quotidiana. E questa non l'abbiamo considerato una scommessa, potremmo anche considerare un'utopia. Non sappiamo se arriviamo ad ora a realizzare, ma sarebbe un lavoro interessante fare. sì, io partendo dalla mia esperienza, io sono venuto a Viodi al festival a Coloret 2 anni fa e mi visi che non mi ha mai dato fuori dal ciaffa il fatto che era un regista, che è il partecipante, che ha detto che grazie al festival ha saputo che Pasolini era di Culé, era Furlan, e l'è andata a visitare il museo Pasolini per conso, tornando in da ora a casa e sarà ringraziato, no? Allora, per noi altri non siamo magari scontato che uno sa di dove che il Pasolini, ma magari no. No? Allora che us ringrazio anche io per la vostra attività, perché Pasolini, che viene considerato giustamente uno dei intellettuali più grandi del Novecento, in Italia, in generale, soprattutto in Friuli,
ringrazio di aver fatto di aver portato a Toranza questo fatto che è fondamentale per studiare la vita di Pasolini, è fondamentale da sua esperienza giovanile perché che l'ha fatto e perché che l'ha fatto per il Friuli solo dopo, no? Ecco, mi agganci proprio per dire che un che va a Versuta e capiot che Fontane che l'ha scritta lui in una sua poesia di Aghe Fresche, cui sei voi, senza velet, la poesia di Pasolini appunto, avevano le fontane, una das mille fontane, ma vedendo la Versuta, con che iglesie affrescate che li donne, con che squattricchiate che sono lì, e sentint le paraules di Pasolini, che ha cantato in la sua poesia, che fontane lì, è diventata un look magic. Bene. Allora, quindi dot for che quando la data di questo festival che sarà cade qualche mese, quando sarà? Sì, allora il festival, quindi è già stata deciduta anche la giornata, verrà fatta in ottobre, un venerdì e una sabida, il 19 di ottobre, venerdì e 19, quindi due giornate, no? Dove che verranno sempre al Cassel di Coloret, proiettadis dis per serata, dis operis, dis cortos per serata, vale a dire i migliors, no? Che verranno scelti. Quindi speriamo che attraverso questo impegno di diffusione che di riceve di Aue l'antindevant tanti opere, se la prima edizione viene cominciata con 19, la seconda dal 2011 con 43, non fosse una vera compensa, potrebbe doppiare quel numero e arrivare a un'ottantina. Certo, sarà un bel lavoro per giuria, e che fra l'altro abbiamo sempre delle giurie senza di registi, di incompetenti sia nel mondo culturale e nel mondo cinematografico. Quindi il direttore artistico sotto l'ha già contattato più di qualche don per garantirsi la loro presenza in tempo necessaria per ovviamente logico per viodi e scelsi i migliori, no? E tutti i lavori che ovviamente è tutto un lavoro, le parchiste che vincerat con mai per sé dopo come che le è stato detto a lei lavoro, un grande lavoro, il catalogo, le traduzioni, il fatto il nostro catalogo che forse lo viene già mandato, lo manderei senza lo viene culito, no, altre un catalogo a colori a mancing una vola di mese, no? Però sicuramente torneremo a dare la nuova pin davanti per visare i nostri spettatori di venire. Allora no, io che non di Telemare vi ringrazio per essere stato con noi e allora un si vede a Walter Scherzales andiamo su Telemare per vedere qualche opera di che è da passato. Allora arrivederci alla prossima e mandi a tutti.